Nel pomeriggio di domenica 5 novembre, all'interno della cattedrale Santa Maria Assunta di Sora, si è tenuta la presentazione del libro San Giuliano, martire di Sora, lavoro di Monsignor Donato Piacentini, storico e cultore della diocesi di Sora Cassino Aquino e Pontecorvo, impegnato con quest'opera nel ricordo del giovane Giuliano, oriundo della Dalmazia, che durante la persecuzione di Antonino Pio in Italia ad Anagni fu riconosciuto come cristiano e pertanto assoggettato da Flaviano, prefetto della provincia di Campania, a diversi tormenti. C'è chi, narrando del martirologio, afferma sia avvenuto ad Atina, chi a Sora. Don Donato, con questa sua opera, cerca di fare chiarezza e di portare all'attenzione di tutti i cristiani le gesta del santo sorano. Presento oggi il mio libro San Giuliano, martire di Sora. È il primo martire che la città può veramente venerare. Siamo nel 161, mentre la patrona Santa Restituta è 275. San Giuliano, secondo questa tradizione, veniva dalla Dalmazia e con la dita che dice che questi messaggeri andavano a rinfocolare la fede nell'interno delle comunità, e a Sora sicuramente già al tempo, nel primo secolo, da quando ho potuto capire dalle ricerche fatte, c'era presente una piccola comunità cristiana e San Giuliano è venuto a rinfocolare questa fede, e qui ha trovato il martirio nel 161 d.C. e il 27 di gennaio. Poi le reliquie sono rimaste per tantissimo tempo nascoste, anche se durante il corso dei secoli la devozione si è ingrandita. Siamo nel 778, la donazione di Ildebrando, duca di Spoleto, al monastero di San Vincenzo al Volturno, e già si parla di questa cella benedettina nella Val Comino. È una chiesa a Frosinone che era diocesi di Veroli, e quindi già siamo fuori diocesi, quindi il culto a San Giuliano si stava allargando, come anche il martirologio che appunta su ad Arpino del carattere Longobardi del XII secolo, inizi XIII, mette nel martirologio il 27 gennaio la festa di San Giuliano, e anche l'affresco che è sul santuario della Santissima Trinità, San Domenico e San Giuliano, i due santi sorani. Quindi possiamo dire che ha accertato questa presenza e anche questa veridicità della presenza di San Giuliano. Quando poi Monsignor Giovannelli nel 1610 riuscì a ritrovare le reliquie sotto la chiesetta di San Giuliano, che non è il luogo della penitenza o altro, confondendolo con San Giuliano l'Ospedaliere, oppure anche con San Giuliano delle Man, che era vescovo, ma è stato una persona veramente che neanche soldato, ma è stato un cristiano che ha dato se stesso come donazione del martirio per difendere la fede di Cristo, che in pratica volevano assolutamente questo Daciano, Paciano come si dice, che voleva assolutamente che rinnegasse. E con Monsignor Giovannelli abbiamo la riscoperta del corpo del santo e la traslazione poi nella chiesa di Santo Spirito, che era stata fondata da pochissimo dalla duchessa Costanza Boncompagni Sforza come collegio e la chiesa, e lì un giovane di 30 anni circa, secondo quello che dice la Passio, ma anche quello che dice anche i reperti archeologici, i reperti del corpo, hanno trovato e quindi hanno sancito, e quindi è rimasto a Santo Spirito per un arco di tempo lungo. Poi da lì portato, quando i gesuiti furono espulsi alla seconda metà del 1700 con l'illuminismo, allora furono portate qui in cattedrale, e qui sono rimaste fino ad oggi. Ecco, Monsignor Colaianni all'inizio del 1802 furono traslocate sotto l'altare principale della cattedrale. Poi da qui, in questo altare che era dedicato già a San Giuliano precedentemente, nel 1909, quindi prima ancora dell'incendio della cattedrale, le reliquie rimasero veramente per miracolo, dice il vescovo Monsignor Iannotta, che era il vescovo del tempo, rimasero illese, nonostante che il tubo di piombo dove c'era la pergamena dell'autentica era vicino a questa cassettina che vediamo qua vicino, che è soltanto di seta e anche di piccole stecchette secchissime, avrebbe potuto incendiarsi senza nessun problema. Invece non si toccò assolutamente, la pergamena rimase bruciacchiata nell'interno di questo tubo di piombo per il calore, mentre la cassettina che ci stava vicino non si toccò assolutamente. Quindi questo credo che sia, possiamo dire, la conclusione di questo
questo momento grande. Poi anche conoscere bene quelle che è la storia del locale nostra e specialmente i nostri santi, e San Giuliano credo che meriti veramente di essere rivalutato proprio nel suo valore e anche nella sua importanza. Siamo all'inizio del cristianesimo e anche un'altra persona molto importante su cui bisognerebbe continuare a fare delle ricerche è un certo Servilio Barea, Marcio Servilio Barea, della famiglia di Barea, che hanno veramente illustrato Sora. Ma questo sarebbe un altro discorso che potremmo riprendere in seguito. Ad introdurre i lavori il professor Luigi Guglia. A seguire la premessa curata dal parroco di San Giovanni e San Giuliano, Don Francesco Cancelli, ed in seguito gli interventi dei relatori, il vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Gerardo Antonazzo, ed il professor Luigi Alonzi, ordinario di storia presso l'Università di Palermo. A portare i saluti dell'amministrazione comunale di Sora, l'assessore Andrea Alviani. Oggi è una grande occasione anche per i cittadini sorani sapere molte sfaccettature della vita di San Giuliano martire. La sua vita ha dedicato alla fede della religione cristiana, che è stata sempre tramandata oralmente e con il lavoro fatto da Don Donato, un lavoro minuzioso che ci permette di sapere tutte le varie sfaccettature, tutte le varie storie che ci sono dietro la figura di San Giuliano, un lavoro fatto durato per tanto tempo e che oggi siamo lieti di ascoltare.